Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Siamo su Virtua Striker 3 Edition 2002. Proprio pronuncia comendiana paurosa. Oh, Giamaica, Francia. Il Brasile in finale. Jamaica vs France. Kick off. Dai raga, spacchiamo il culo a tutti. Mi tiro già il missile, bisogna battere i francesi, fiei. Nel 2002 sono usciti al primo turno in un girone curioso con Senegal, Denmark and Uruguay. E curiosamente sono passate Danimarca e Senegal, le due sfavorite. Mi sembra, sì, mi sembra di sì. Sono uscite proprio Francia e Uruguay. So che ho il cume un po' vecchiotto, Tan 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 tan. Attenzione. La France. Attenzione qua il cume. Prova subito il missile. E c'è la parata del porco. No, deviazione. E qua è... Ma il cume è troppo forte. Cosa mi ha preso sto fio della mignotta? Di testa. E ancora Benjamino, che sarebbe Barthez praticamente. Però non è proprio pelatissimo. Però era Barthez il portiere. Zidane. Qua si domina ragazzi. Non c'è niente da fare, siamo troppo più forti. Attenzione, ruba palla alla Francia. Ma recuperiamo ancora noi, ancora la France. Zidane. Ma porca puttana, oh. La Francia la butta indietro e me la regala. Ma porca puttina. Dobbiamo stare molto attenti. Cazzo, attenzione. Tiro della Francia, parata, esce la difficoltà. Oh, ma porca troia. No, rigore. Cazzo, anche rosso. Fia, se non si scherza più, abbiamo squadra forte, semifinale. Zidane contro il porco. Come ci si butta? No, fioi. Bene. Siamo in svantaggio. Calma. Adesso di cuore, fioi, di cuore. Mamma mia. No, coi francesi, cazzo. Siamo in semifinali, questi mondiali impossibili. E abbiamo anche l'uomo in meno. Adesso non è più facile, ragazzi. Me le fischia tutte. Questo è Byron Moreno di colore, figlio. Questo è il porco di Byron. La. No. La Francia è un osso duro. Al livello massimo, semifinali. Merda. Sì, però se non capisco come si fa a parare i rigori, so cazzi, Ma Dio! No! Era gol, fioi, era gol. Para tutto, Bartes. Al volo? Non ci credo cosa mi ha preso. Tira! No, vabbè, siamo sfigati però, Siamo molto sfigati. Veramente un'impresa, riuscire a recuperare. Con un Bartes che ha la fortuna della sua. Devo stare accanto, non posso fare altri falli perché se perdo un altro uomo è finita. Mamma mia, parlo della Francia, gol. Sì, le merde. Sono 2-0. Sai che tipica canzone di Virtua, però. Stiamo prendendo le bombe. Merda.
Mentre non riusciamo a passare un 2-0, che comunque un gol almeno lo meritiamo, però... Kick off. Guardalo, guardalo, guardalo. Dai, Fioi. Almeno un gol per la speranza. Vai, vecchio mio, mettiamola in mezzo bene. Mettiamola in mezzo bene. Uno dei nostri, ma non c'è nessuno, ma dai. Niente, non passiamo. Dai, un errore. Fallo, chiaramente. Sta per finire la storica avventura della Giamaica a questi mondiali di Corea e Giappone 2002. Questi mondiali impossibili. Il prossimo li vorrei fare col Libano. O con la Liberia, anzi, di George Weah. Anche se c'era chiaramente Weah. Vediamo se c'è la Liberia, non mi ricordo neanche. Sì, ma basta, cazzo, vabbè. Ho capito. Deve andare così. Deve andare così, punto, perché non ho altre spiegazioni, sinceramente. Merda. Tira, ti prego qualcosa. Niente, un tiro veramente una ciofeca più che un tiro. Non riusciamo a trovare il bandolo della matassa. Attenzione, la Francia se ne va, se ne va. Poi ci hanno massacrato. Dai, almeno il gol della bandiera, però. Porca trotona. Guarda, va, Vardi. Un uomo inutile, guarda. Ta 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 ta. Sono proprio surclassati i francesi, eh? Non me l'aspettavo. Sento che veramente l'arbitro sta fischiando tutto, però. L'arbitro chiaramente a favore dei francesi. ...46 secondi, ormai è finita. Almeno un gol mi piacerebbe però portarlo a casa. Insomma, per i tifosi, per i giamaicani pazzi. Tiro del Cume. Sì, vabbè, Bartes qua le para veramente tutte quante. Sembra facile sto gioco, ma quando arrivi ai livelli duri con le squadre forti. Ho preso le bombe, ragazzi. Veramente le bombe. Attenzione, dai, almeno no, potevo andare avanti, sono un pirla allora. Sì. Potevamo andare avanti stavolta. Non ci credo. Fuori di poco. È anche un culattone Bartes, però. Dai, almeno un gol e lo segniamo. E vaffanculo. Guarda che prende la palla. Grandi. Di cuore. 3-1. Bravi comunque, raga. Bravi comunque. Finisce così. No, attenzione, forse ne prendiamo anche un altro. Il portiere va... Grande portiere. Dai, Fioi, dai. Finisce qua, ragazzi. Giamaica 1, France 3. Siamo fuori, ma con onore. You lose. Raga, un saluto del Comandante Veneziano. Prossimo mondiale con un'altra squadraccia. Ah no, finale del quarto posto. Vabbè, questa me la sparo io, insomma. No, la facciamo. Quasi quasi, dai.
Non me la ricordavo proprio, cazzo, la finale per il terzo o quarto posto. Vai. Vai Beppe, facciamo contro l'Argentina. Ma cerchiamo di fare un bel risultato almeno qua però. Grandissimo, che cubo ragazzi. Ah, peccato. Dai però, niente da fare. Attenzione. Salvato per culo qua, eh. Ecco. L'Argentina che è anche... Grande portiere. E anche l'Argentina è uscita al primo turno con Nigeria, Svezia e Paraguay, mi sembra, non mi ricordo, l'Argentina là era una squadrona, non so come ha fatto a uscire, ma il mondiale più taroccato della storia, no! E la salva. È durissima però, che troia. Se trovi squadre scarse ce la fai, ma se no, non avere il culo, E vabbè. No, Baccas, che è l'idolo, Ecco, morto Baccas. E siamo in 10. Merda, penso di Battistuta. Bravo portiere. Dai, con il cuore, raga, con il cuore. Almeno terzi. Aia. No. Dai ragazzi, su. Buono. È un buon passaggio, niente, non arrivano passaggi decenti. Ma che cazzo dobbiamo fare, Fei? Aia. Buono. Buono un cacchio. Io sono concentrato, scusate se sto commentando tanto, ma non voglio perdere. Ovidio, ragazzi, siamo contro Ovidio. Cioè, se non vinciamo contro Ovidio seria Ortega. Mamma, cosa ho salvato ancora? Però Ise forti, sì. Gol dell'Argentina. Gol degli argentini 1-0. Niente. Vai, un po' di sponde. Buono. Questo non era male, però niente. Non riusciamo a segnare. No, dai, non puoi darmi fallo qua, però. Calma, sto cazzo, calma. Free kick. Dai, fioi. Dai, Kume. Vabbè. Anche c'era qua Roa in porta, mi sembra. Roa, forse. No, forse era 98, non mi ricordo. Dai, Kume, porca trotas. Niente. Gli argentini sono superiori per il momento. Stanno meritando di vincere. Neanche un tiro non l'ho fatto. Fino al primo tempo. Qua rischiamo di arrivare veramente ai quarti, I miei contrasti sono sempre superiori. Dai, però. È che possiamo recuperarla, Sì, però se me le fischi tutte. Sì, si incalzano i nostri, ma hanno ragione anche. Il problema è che non c'è storia. Non c'è storia. Per il momento sono più forti.
Non è finita però, ancora non è finita. Buono. Vabbè, ma... Secondo rosso. No, meno male. Meno male. Grandissimo portiere. No. Meno male che ha sbagliato. Meno male, ragazzi, manco male. Non è che può essere un segno. Devo aspettare anche gli errori grandissimi. Attenzione. Tiro! Non ci credo. Me l'ha presa. Dai, come? Ma uno di testa dei nostri, però. Tira! Tira! L'ha presa! E c'è il gol! Pareggio giamaicano! Pareggio giamaicano. Pareggio giamaicano, non ci credo. In 10 uomini. No, 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 esce portiere. Mamma mia, buttala via. Con le squadre forti è così, che ha avuto fortuna a ottavi e quarti. Merda. Dai. Ragazzi, purtroppo mi cresce ultimamente sono crashati. Comunque, alla fine mi ha segnato il golden goal Argentina, quindi abbiamo perso. E niente, visto che vedo che comunque è instabile, c'è un emulatore, ragazzi. Se volete questa serie, insomma, se volete ancora questo gioco, facciamo magari partite singole, impossibili, che vi viene meglio, perché sennò diventa un casino. Ok, raga, è stato un buon mondiale. Comunque sono arrivati i quarti. E niente, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!